Pace a tutti. Amém. Vi invito ad alzare in piedi in questo momento. Alleluia. Hai già salutato il fratello che è vicino a te? So che sei appena arrivato, forse sei un po' così anche. Esci dal tuo posto e saluta il tuo fratello un attimo. Dai un abbraccio a qualcuno che è arrivato adesso. Amém? Quando arriveranno quegli altri, tu li guarderai e dirai: tu sei irritato. No, scherzo, non fare così. Amém? Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo davanti a Te, alla Tua presenza, Signore, per ringraziarti per questo culto, per ringraziarti, Signore, perché Tu sei in questo luogo, per ringraziarti, Signore, per la Tua presenza in mezzo a noi, Padre. Noi siamo qui in un culto che si chiama Adorarti, perché noi vogliamo, Signore, veramente lasciare la nostra adorazione ai Tuoi piedi, Signore. Signore, che sia come il nostro cuore desidera adorarti questa sera, Padre. Signore, non so, Signore, la Tua Chiesa com'è, non so le persone che stanno arrivando com'è, eu non so le persone che sono qua come stanno, Padre, ma Tu lo sai, Padre, e Tu li hai portato fin qua questa sera. E Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo, Signore, in questo momento, Signore, di liberare la nostra mente, Signore, di liberare la nostra mente, Signore, di ogni combattimento che noi possiamo stare vivendo, di ogni lotta che noi possiamo stare vivendo, Signore, di ogni distrazione che noi stiamo vivendo, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, vieni in questo momento, Signore, vieni in questo momento e comincia già a parlare con noi, Signore. Comincia già, Signore, a ministrare nei nostri cuori, Signore, quello che sarà e quello che succederà questa sera, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici i bambini, Signore, benedici i nostri pretins, benedici i nostri teens, i nostri giovani, Signore, benedici, Signore, gli operai della Tua casa, Signore, che si staranno muovendo, Signore, mentre questo culto succede. Benedici, Signore, la regia, Signore, che è là dietro, che lavora, Signore. Benedici le persone che guarderanno, Signore, tramite la live, Signore. Benedici, Signore, faccia con che loro, Signore, possano sentire, Signore, questa presenza che noi sentiamo qua, Signore. Noi sappiamo che il Signore è un Signore che è in ogni parte, Signore, in ogni luogo, Padre. E questa sera noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo che ci sarà guarigione non soltanto qua, Signore, ma nelle case delle persone, Padre, dove questa live, Signore, raggiungerà le persone, Padre. Noi dichiariamo che ci sarà salvezza, Padre. Noi dichiariamo che saranno toccate dal Tuo Spirito Santo. Noi dichiariamo che sentiranno pace. Noi dichiariamo, Signore, che sentiranno gioia in stare a Tua presenza, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, fluisci in nostro mezzo, fluisci in mezzo a Tua Chiesa, Signore. Non lasciarti che noi possiamo distrarti, Signore, ma che noi possiamo avere il nostro pensiero fisso a Te, Signore, in adorarti, Signore, in innalzarti, Signore, in rendere a Te, Signore, la nostra migliore adorazione, Padre. Che il Tuo nome sia glorificato, Signore, che il Tuo nome sia innalzato, che il Tuo nome sia, Signore, esaltato, Signore, sulla bocca di ogni persona che è qui, Signore, in nome di Gesù, Signore. Rompi ogni catena, Signore, metti i Tuoi angeli, Signore, in mezzo alla Tua Chiesa, Signore, metti i Tuoi angeli nel parcheggio, Signore, all'incrocio di questa Chiesa, Signore, proteggendo, Signore, liberando, Signore, da ogni cosa, Signore, che il nemico può, Signore, far con che si alzi contro la Chiesa del Signore, Padre, in nome di Gesù, Signore. Amém, amém e amém. Tu puoi applaudire il nome del Signore? Amém? Adoriamo il Signore. I bambini? I bambini? I bambini? Adoriamo il Signore.
scrivere. Io avanti andrò. E se in mezzo al cammino, bambini, se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò, non ritornerò. Allora parlerò, griderò, e allora mi proseguirò, adorando dire, allora parlerò, allora salterò, mi proseguirò, adorando dire, una nuova storia vuole scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo, E se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me. Allora parlerò, allora e allora salterò, mi proseguirò, adorando dire, allora parlerò, allora griderò, e allora mi proseguirò, adorando dire, in mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. in mezzo alle mie difficoltà, Tu sei con me, in mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me, in mezzo alle mie difficoltà, e allora parlerò, e allora, parlerò, e allora, e allora, mi proseguirò, adorando dire, e allora, parlerò, allora e allora, salterò, mi proseguirò, adorando dire. Allora, io non ho visto i bambini saltare. Quanti hanno visto i bambini saltare? Nessuno ha visto i bambini saltare. Sei preparata, Lorena, a saltare? Adesso noi canteremo e tutti guarderanno i bambini e noi vogliamo i bambini che ballano e gioiscono nella presenza del Signore. Amém? Più forte che potete. 1, 2. Allora parlerò, allora, e allora mi proseguirò, adorando dire, allora parlerò, allora, allora mi proseguirò, adorando dire, alleluia, santo, santo, santo è il tuo nome, Signore, alleluia, alleluia. Quanti aspettano il ritorno di Gesù? Quanti aspettano il ritorno di Gesù? C'è qualcuno che vuole sposarsi ancora? C'è qualcuno che aspetta di comprarsi la casa? C'è qualcuno che fa, Dio, dai, almeno sposarmi, Dio. Ma Dio verrà a prenderci, questo è sicuro. Non importa. Ti immagini se tutti pregano per prima sposarsi? Gesù non tornerà mai. E quindi Gesù sa il momento giusto che verrà a prenderci.
E questa è una canzone che sta suonando molto in Brasile, è la prima volta che noi la cantiamo, che dice: la sua chiesa sarà rapita, mas a igreja será arrebatada. Em um piscar de olhos acontecerá. Mas nós vamos cantar em italiano. Faz ah. Nós vamos cantar em italiano. Nós vamos cantar em italiano. Mas io credo che noi possiamo imparare la canzone. Si può mettere il ritornello, ma la sua chiesa, per me. Ma la sua chiesa, lui porterà via, in un batter d'occhio succederà. Tu puoi dire: ma la sua chiesa, lui porterà via, in un batter d'occhio succederà. Di nuovo. Ma la sua chiesa, lui porterà via, in un batter d'occhio succederà. Ma la sua chiesa, lui porterà via, in un batter d'occhio succederà. Adoriamo il Signore. Sei adorato tra di noi, desiderato oggi qui, ma niente si comparerà, con la gloria che verrà. Oh, io non sono di qui, a casa lui verrà a prendermi e con lui io andrò. Io non sono di qui, a casa tornerò. Lui verrà a prendermi e con lui io andrò. Yeshua, il Messia adorato, egli ritornerà. Yeshua, il Messia adorato, egli ritornerà. Sei adorato tra di noi, desiderato oggi qui, ma niente si comparerà con la gloria che verrà. Io non sono di qui, a casa tornerò. Lui verrà a prendermi e con lui io andrò. Io non sono di qui, a casa tornerò. Lui verrà a prendermi e con lui io andrò. Il Messia adorato, egli ritornerà. Yeshua, il Messia adorato, egli ritornerà. Presto Gesù nel cielo apparirà, ed ogni ginocchio si piegherà, ed ogni lingua confesserà. Ma la sua chiesa, lui porterà
e li ritorno. Questa canzone, non so voi, ma è molto intensa, perché parla proprio del ritorno del nostro amato. E questa canzone che faremo adesso potrebbe essere collegata con questa, perché Oceani parla proprio di un oceano di profondità, un oceano in cui forse ci spaventa camminare, ma che è necessario dare il primo passo. E io voglio raccontarvi una cosa breve che è successa l'anno scorso. L'anno scorso, verso la fine dell'anno, io stavo passando un momento un po' difficile, però stavo cercando molto in profondità con Dio, volevo proprio andare molto in profondità e stavo vivendo un momento molto difficile perché ero da sola a casa. John stava lavorando in montagna, quindi io stavo settimane da sola a casa. E un giorno, mentre stavo andando a lavoro in macchina e che era il mio momento di parlare con Dio, gli ho detto: Dio, ma perché mi sta succedendo tutto questo? Perché devo soffrire così tanto? Io non lo capisco, sembra che sto affogando. Ti prego, portami su, prendimi per mano e portami su. Però nello stesso momento in cui ero in macchina, Dio ha parlato al mio cuore e ha detto: sbaglio o qualche settimana fa la tua preghiera non era stata portami in profondità? E a volte noi non sappiamo, non ci ricordiamo ciò che avevamo chiesto a Dio. Ma tu devi stare attento, perché se tu chiedi profondità, Lui ti porterà in profondità. E la profondità non è facile da sopportare. C'è un peso. È difficile. Ma tutto il prezzo del mondo vale essere pagato per stare in profondità con Dio. E quindi in quel momento, quando Dio ha parlato al mio cuore, ho detto: no, non portarmi su, non prendermi per mano e portarmi su, ma piuttosto portami ancora più giù, perché io sopporterò ciò che devo sopportare per stare più in profondità con te. Se devo soffrire così per cercarti,
io andrò in profondità. In nome di Gesù, che tu possa ricercare questa profondità con Dio. Che tu non possa fermarti soltanto in superficie, dove tutto è più facile, dove tutto è più allegro. Cerca di andare più in profondità, dove le cose si fanno serie, dove troverai veramente il volto di Dio. Non fermarti, sali questa montagna che ti sembra impossibile, che ti sembra altissima. Ricerca questo livello in più con Dio. Di Dio, guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino. Dimmi dove vuoi che io vada e io andrò. Alleluia. Possiamo cantare insieme Tu mi chiami. Tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare. E lì, in mezzo al mare, possiamo cantare insieme Tu mi chiami sulle acque. tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono. E lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò. Oltre le onde guarderò, se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei e sono tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi, Ma lì io ti incontro. e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò. E oltre le onde guarderò, se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei e sono tua. Comincia a dichiarare questo per la tua vita, comincia. Guidami. Non so dove, ma guidami. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi. Voglio andare più vicino a
ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. E al tuo nome chiamerò, e oltre le onde guarderò. Se cresce il mare soltanto in te, perché e al tuo nome chiamerò, e oltre le onde guarderò. Se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tua. Sono tua. Sono tuo.
Possiamo fare un forte applauso, lui se lo merita. Amen. Quanti stanno sentendo la presenza di Dio questa sera in questo luogo? Io questa mattina mi sono svegliato e mi sono arrivate una serie di brutte notizie, proprio per me personali. E oggi so perché io sono qua questa sera. Ogni culto in cui noi riusciamo a partecipare è una grazia che Dio ci dà per dare una parola ai nostri cuori, per dare qualcosa a noi. E io sono qua questa sera per sentire quello che abbiamo appena dichiarato. Io non temo le acque. Io non temo le acque. E non lo so se questa parola può avere un senso anche per te questa sera. E non lo so se tu questa settimana hai passato per problemi, se ti sono arrivate delle cattive notizie, se ti è successo qualcosa. Ma io voglio che tu dichiari questo in questo momento. Io non temo le acque. Io non temo le acque. Non temerle, perché il tuo Dio è più grande. Il tuo Dio è più grande. Amen. In questo momento facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Abbiamo adorato il Signore, continuiamo ad adorarlo in questo modo questa sera. Tu che hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua offerta, per avere la libertà in questo momento di portarla alla casa del Signore. Che tu possa donare questa sera ciò che Dio ha messo veramente nel tuo cuore. È per la sua opera, è per il suo regno, ma è anche per il compromesso che tu hai con Lui. Se oggi tu hai dimenticato di portare la tua offerta, se in questo momento Dio ha toccato il tuo cuore per portare qualcosa e non hai con te i 2 euro, i 5 euro, non c'è neanche l'assegno magari dietro con te, quello che volevi portare da 2000 euro, la nostra missionaria Catera dietro può aiutarti con il bancomat per darti questa agevolazione per fare la tua offerta oggi alla casa del Signore. Facciamo una preghiera che tutto ciò che oggi entra nella casa del tesoro di Dio possa essere usato per il meglio, per la sua opera. Abbiamo tanti progetti da fare, domani mattina saremo qua, abbiamo invitato gli uomini, io spero che vengano in tanti domani per aiutarci, abbiamo un po' di lavori da fare, ma anche le donne sono benvenute ad aiutare. Saremo qua dalle 10 di mattina in poi per continuare a migliorare questa casa. Sono quasi 3 anni che siamo qua dentro, era ottobre del 2020 e stiamo avanzando un po' alla volta. Domani metteremo un altro mattone in questo luogo per il benessere di ognuno di noi, affinché questo tempio possa essere un luogo in cui noi possiamo avere la comodità, la gioia di adorare il nostro Signore come abbiamo appena fatto, che lo Spirito Santo possa avere la libertà di muoversi in mezzo a noi. Preghiamo insieme per consacrare le nostre decime e le nostre offerte al Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, portiamo a Te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, quello, Signore, che Tu hai messo nel nostro cuore di portare questa sera, quello che ci hai fatto preparare, pensando alla nostra primizia che oggi noi vogliamo portare a Te. Io ti chiedo, Dio, che possano essere usate al meglio per la Tua opera, Signore, per l'avanzamento del Tuo regno su questa terra. E ti chiedo anche di benedire, Signore, ogni casa che oggi è qua rappresentata, seppur se da 1, da 2, da 3, da 4 persone, Dio. Io ti chiedo che Tu possa mettere la Tua mano su questa casa, benedirla, Signore, portando pace, portando gioia, portando serenità e conforme alla Tua volontà, portando la prosperità che viene da Te. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Vou te
entregar, pois só tu és digno, pois só tu és digno. Uma nova canção vou te entregar, pois só tu és digno, pois só tu és digno. Uma nova canção vou te entregar, pois só tu és digno, pois só tu és digno da glória, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei degno. Stiamo per passare al momento della predicazione. Voglio dare soltanto qualche avviso, potete sedervi. Abbiamo un paio di avvisi questa sera per le prossime settimane. Allora, il 20 giugno, come è stato annunciato già anche la settimana scorsa, se non sbaglio sarà martedì, il 20 giugno saranno 3 anni esattamente da quando io e Andrea siamo stati consacrati a pastori e da quando ho avuto inizio questa visione, questo cammino per essere uni in Cristo. All'inizio lo slogan, diciamo, no, della Chiesa non era siamo in Cristo, era com'era? Non solo andare in Chiesa, ma essere Chiesa. E col tempo si è evoluto fino a prendere questo nome, siamo uni in Cristo, ma fin dal principio c'era questa visione, questo voler essere Chiesa, questo voler essere uno. E il 20 giugno, per festeggiare questi 3 anni, vogliamo celebrare questa data con un digiuno di 24 ore. Noi chiediamo a tutti voi di unirvi a questo digiuno, non tanto per celebrare il nostro essere pastori, quanto per consacrare questo giorno a Dio come giorno in cui questa Chiesa ha cominciato a vivere questa visione di essere uni in Cristo. Saranno 24 ore di digiuno e noi apriremo la Chiesa qua fin dal mattino, penso che apriremo la Chiesa alle 9 di mattina fino alle 10 di sera, ma a mezzanotte, all'inizio proprio del digiuno, faremo una preghiera tutti insieme su Zoom. Chi avrà la possibilità faremo mezz'ora, 40 minuti di preghiera, manderemo il link sul nostro gruppo. Tu che non sei nel gruppo della Chiesa, faccelo sapere che ti aggiungiamo e faremo questa mezz'ora, 40 minuti di preghiera già a mezzanotte, poi da lì cominceremo questo digiuno, alle 9 di mattina saremo qua e staremo qua tutta la giornata. Tu che nella pausa del lavoro, prima di lavorare, dopo lavorare, se sei in ferie, tutta la giornata puoi venire qua a stare con noi, a pregare, a lodare e a fare questo momento di comunione con Dio per celebrare il nostro Signore. Non festeggeremo con una grigliata, come ha detto l'Andrea la volta scorsa, festeggeremo con un digiuno per celebrare il Signore. Ma per non farci mancare la grigliata, il prossimo avviso è quello del 2 luglio in cui appunto recupereremo il digiuno. Non pensiate che vi lasciamo a pancia vuota, perché il 2 giugno faremo la nostra grigliata, quindi sarà una domenica a mezzogiorno, sarà fatta qua in chiesa come abbiamo già fatto a Pasquetta
siete tutti quanti invitati, ci sono tutte le informazioni sul banner che abbiamo anche già mandato nei gruppi e vi chiedo cortesemente, l'ultima volta che abbiamo fatto questa grigliata dovevamo iscriverci entro il venerdì tipo per la grigliata lunedì e la gente si è iscritta il lunedì mattina alle 8. Per piacere non rifatelo perché sennò sarà un problema, dobbiamo prendere le cose con un po' di anticipo, quindi contattate la Tainara, non vedo la Tainara, eccola là dietro, contattate la Tainara, c'è il suo numero di telefono qua e iscrivetevi il prima possibile. Vi daremo un ultimatum, un'ultima data in cui si potrà iscriverci, penso che sarà il giovedì o il venerdì prima del 2 luglio, ma se potete iscrivervi già da adesso siete molto benvenuti a farlo. Ok, questi sono gli avvisi, voglio anche presentare i nostri visitanti di questa sera. Mi ha telefonato domenica scorsa, se non sbaglio, per un giorno si è perso il culto della settimana scorsa. Sono con noi Valdemir e Jeanette lì dietro, giusto? Scusate se ho pronunciato male. Cosa possiamo dire? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Questa è la casa del Signore, qua siete benvenuti oggi e sempre siete benvenuti e il nostro desiderio sempre per i nostri visitanti, per chi ci visita la prima volta, ma in realtà per tutti quanti noi è che possiate tornare a casa con un po' di questo Spirito Santo che ci ha accompagnato fino a questo momento e che io credo ancora ci accompagnerà per il resto di questo culto. Valdemir ha penso un dono di lingue perché è qua da 3 mesi, giusto? E parla italiano quasi meglio di me. Avevo quasi vergogna a parlare italiano con lui, ho cominciato a parlare in portoghese per non fare qualche errore. Ok, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Isaia 55. Quanti hanno la Bibbia? Domanda fatidica del sabato sera. Bravissima Sandra, complimenti alla missionaria Sandra. Se cercate Isaia, aprite la Bibbia a metà e andate avanti un pochino. Se beccate la metà giusta sarete verso la fine dei Salmi. Avanti qualche pagina trovate Isaia. Amen. Isaia 55 leggerò dal versetto 1 al versetto 6. Dice così: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come un testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non conoscono accorreranno a te a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Leggiamo quest'ultimo versetto nuovamente. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Amen. Padre, in questo momento noi vogliamo ascoltare la tua parola. Io ti chiedo, Signore, che tu possa compiere la tua volontà, Signore, questa sera in mezzo a noi, ma soprattutto dentro di noi, dentro i nostri cuori, dentro le nostre menti, Signore, dentro le case che oggi sono qua presenti. Io ti chiedo, Signore, di poter portare una parola che sappia toccare, Signore, ognuno di noi nel modo giusto, affinché possiamo uscire di qua trasformati, cambiati, rinnovati,
restaurati dalla tua parola. Purificami, Signore, perché io non sono degno, Signore, di portare qualcosa che viene da te, ma io credo, Signore, che se tu vuoi puoi fare la differenza stasera in questo luogo. Per questo io ti chiedo, usati di me e parla ai nostri cuori questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace del Signore a tutti. Non sono riuscito a salutare tutti quanti prima del culto, quindi vi saluto adesso con la pace del Signore. Bentornati chi è tornato dalle ferie. Ci sono tante famiglie che sono andate in ferie questa settimana con questo brutta estate, no? Tutti che vanno in ferie, è bruttissimo. Ma gloria a Dio anche per le ferie. Allora, la parola di questa sera è nata una settimana fa, 6 giorni fa, e vi spiego come è nata per capire appunto il messaggio, il tema centrale della parola di questa sera. Dovete sapere che io non sono uno di quegli amanti dei social network, non passo molto tempo sui social, sono iscritto a tutti i social, ma ci sto veramente molto poco, anche fin troppo poco. Sfrutto poco i social, no? Perché i social sono qualcosa che ti fa perdere tempo, sono qualcosa che può essere molto nocivo alla salute di noi cristiani, ma può essere anche molto proficuo per la salute di noi cristiani, perché effettivamente sia su Instagram che su Facebook che su YouTube noi possiamo trovare delle cose veramente molto buone, dei cibi molto buoni di cui nutrirci, video, parole, studi, tante cose che possono essere molto buone per la nostra anima. E sinceramente io, di tutti questi video che ci sono, seguo i predicatori, i pastori che seguo si possono contare sulla dita di una mano senza 3 dita. E uno di questi pastori che seguo è un certo pastore che si chiama Luciano Subirà, che molti di voi probabilmente conoscono. Ho commentato proprio prima con il nostro fratello Edilson, mi ha detto: caspita, lo sapevi che la settimana scorsa il pastore Luciano Subirà era a Milano? E io ho detto sì, era a Milano, è stato anche a Verona, gli ho detto. È stato proprio qua a Verona e quando abbiamo saputo che sarebbe stato qua, subito io e Andrea abbiamo deciso di andare, c'erano anche John e la Gabi, siamo andati a vedere questa predicazione in questa chiesa del pastore Luciano Subirà, quasi più per idolatria che per voglia di andare ad ascoltare una parola. E insomma è successo che eravamo seduti più o meno a metà chiesa e a un certo punto il pastore della chiesa, lì che conosciamo, ha detto: chiedo a tutti i pastori qua in sala di sedersi sulle prime sedie. E allora io e Andrea ci siamo seduti nelle prime sedie proprio centrali, non per essere egoisti perché le altre erano occupate, ci siamo seduti proprio bene lì in centro e eravamo lì che dietro di noi c'erano John e la Gabi, eravamo lì che parlavamo tra di noi. A un certo punto l'Andrea mi fa: wow, guarda. E io subito ho pensato ci sarà Lian che sta facendo un casino, starà facendo qualcosa qua dietro. Mi giro di scatto, mi ritrovo la faccia di Luciano Subirà a 20 centimetri più o meno dalla mia, perché si era seduto nel posto di fianco al mio. E io sono rimasto un po' paralizzato sul momento, sono un po' scioccato. È come vedersi Cristiano Ronaldo, no? Seduto di fianco, è come vedersi uno di questi personaggi famosi seduti di fianco, per chi è appassionato appunto di predicazioni. E insomma ci sono rimasto un po' così, e in tutta la durata del culto, a parte quando ha predicato ovviamente, è stato seduto lì di fianco a me. E per tutta la durata del culto io non ho trovato la forza spirituale, mi è mancata quella grazia divina di stringergli la mano e dirgli pace, non lo so, ciao, bella lì, di dirgli qualcosa. Non ce l'ho fatta, non sono riuscito a stringere la mano al pastore, che più di tutti per me è uno stimolo, diciamo, è non è un mentore, ma qualcuno a cui sicuramente mi ispiro, no? Mi piace molto, e non sono riuscito. Era qua di fianco a me, l'Andrea ha detto: ma hai già avuto un onore a sederti di fianco a lui, dai,
figurati, non c'è problema, ma caspita era qua, basta che gli facevo così, potevo anche stringergli la gamba, potevo fare qualsiasi cosa, era proprio lì. E non sono neanche riuscito, c'era la gente che andava lì, si faceva firmare il libro, faceva di tutto, e io che ci avevo di fianco non sono riuscito neanche a dargli sta benedetta mano. Non avrebbe fatto nessuna differenza forse nella mia vita, ma questa mattinata, oltre che essere stata una benedizione, perché la parola che ho predicato è stata una benedizione, il culto è stata una benedizione, è stata anche la mattinata che ha fatto nascere questa parola nel mio cuore che questa sera voglio portare a voi. E la parola che ha fatto nascere nel mio cuore, che questa sera voglio portare a voi, non può avere altro titolo se non perdere la tua opportunità. Perché come io ho perso questa opportunità di dare una bella palpata alla mano di Subirà, anche noi perdiamo tante opportunità nella nostra vita. Quanti di noi hanno già perso delle opportunità nella nostra vita? Quanti di noi hanno già perso delle opportunità nella nostra vita? Io credo che ognuno di noi abbia perso decine, centinaia, migliaia di opportunità nella nostra vita, nella propria vita. E tante volte magari non ce ne accorgiamo neanche che perdiamo questa opportunità. E ci sono dei fattori che ci fanno perdere le opportunità nella nostra vita. Uno di questi fattori, come è successo con me, sicuramente è la vergogna, no? La timidezza, la paura, la mancanza di coraggio. Questo è un fattore che ci fa perdere un sacco di opportunità nella nostra vita. Quanti di voi hanno mai perso un'opportunità nella propria vita a causa della timidezza, a causa della vergogna? Quanti hanno già perso un'opportunità a causa di questo? E non voglio neanche parlarti di tutti gli ambiti che ci sono al di fuori di quello spirituale. Non voglio parlarti nell'ambito affettivo, nell'amicizia, lavorativa, non voglio parlarti di questi ambiti qua perché andremo a scavalcare una cosa sopra l'altra, ma voglio parlarti proprio dell'ambito spirituale. Quante opportunità nell'ambito spirituale noi abbiamo perso a causa della nostra vergogna, a causa della nostra timidezza, a causa della nostra paura. Quante volte abbiamo perso quell'occasione di parlare di Gesù con qualcuno, per qualcuno, a causa della nostra paura. Quante volte abbiamo perso l'occasione di evangelizzare qualcuno o più semplicemente di dire io sono cristiano a causa della nostra vergogna. Quante volte è successo questo nella nostra vita? Quante volte a causa della vergogna o della paura, della mancanza di coraggio, noi abbiamo rinnegato Dio davanti a qualcuno? Per rinnegare Dio non serve dire Dio non esiste. Per rinnegare Dio basta corrompersi col mondo. Io ho già testimoniato tante volte, lo rifarò adesso, di un episodio che è successo un giorno che ha segnato la mia vita, quando ero insieme al nostro fratello Giacomo là dietro, che eravamo a mangiare, stavamo andando a prenderci da mangiare in un kebab diversi anni fa. Eravamo lì che aspettavamo il nostro kebab con tanta salsa piccante, quando a un certo punto arrivano due ragazzi che ci chiedono la tessera sanitaria per comprarsi le sigarette nel tabaccaio dall'altra parte della strada. Io sono rimasto zitto, non sapevo neanche cosa rispondere. Giacomo non ha esitato, ha detto mi spiace, io non posso. Ah, perché non puoi? Giacomo ha detto io sono cristiano. Quante volte a causa della nostra timidezza, della nostra paura, della nostra mancanza di coraggio non abbiamo risposto in questo modo davanti a qualcuno che ci chiedeva qualcosa? Il non rispondere, io credo che è come rinnegare Dio nella nostra vita. Il non rispondere è come rinnegare che Dio vive in noi e che noi siamo Suoi figli. Ma c'è scritto nella parola di Dio che se noi rinneghiamo Dio, Lui ci rinnegherà. A volte per la nostra vergogna, per la mancanza di coraggio, noi perdiamo l'opportunità non solo di fare del bene a qualcuno, ma anche di fare del bene a noi stessi. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: Timoteo,
predica in ogni tempo, predica in ogni situazione favorevole, in ogni situazione sfavorevole, predica sempre, evangelizza, porta avanti il Vangelo. Quante volte noi a causa della nostra vergogna non siamo riusciti a fare questo? Tutte queste sono occasioni che noi perdiamo. Per cosa? Per compiere ciò per cui Dio ci ha chiamato. Andate per tutto il mondo e fate i miei discepoli. Noi siamo qua per questo. Noi siamo qua per compiere la chiamata di Gesù. Noi siamo qua per compiere quella grande chiamata che Lui ci ha dato, andare a evangelizzare persone. E ogni volta che la nostra vergogna, la nostra paura si mette davanti a questo, noi non stiamo compiendo un comandamento di Dio. Noi non stiamo compiendo il comandamento, il grande mandato, andare a fare discepoli. Ma la vergogna non è l'unico fattore che ci impedisce di vivere le nostre opportunità, di raggiungere queste opportunità che abbiamo perso nella nostra vita, come io l'ho persa a causa della vergogna. Uno degli altri fattori che ci impedisce di vivere tutto questo è la mancanza di perdono. La mancanza di perdono è una delle cose che più di tutto ci fa perdere opportunità nella nostra vita. Quanti di noi hanno già mancato in questo? Quanti di noi hanno già mancato nel dare o nel chiedere perdono? Dare perdono è qualcosa che Dio stesso ci ha detto che noi dobbiamo fare. E come noi potremmo rifiutare il dare perdono a qualcuno? Pensa a tutti i peccati che tu hai commesso nella tua vita. Forse tu hai 15 anni, forse ne hai 30, forse ne hai 50. Pensa ad ogni minimo peccato che hai commesso nella tua vita. Dal più piccolo al più grande, Dio li ha perdonati tutti. Tutti. Come puoi tu pensare di non dare perdono alla persona che ti ha fatto un torto? La mancanza di perdono è la cosa che più di tutto distrugge amicizie, è la cosa che più di tutto distrugge relazioni tra le persone. E dare il perdono a qualcuno non vuol dire solamente io ti perdono a questa persona. Avevo già raccontato di un episodio che era successo tra me e un mio amico molti anni fa. Io ancora non ero cristiano, ero cattolico in realtà. Avevo litigato con un mio amico, uno proprio di quegli amici stretti che avevo, e dopo questa litigata che avevamo fatto, per me, io non sono uno che porta risentimento di solito, succede una cosa brutta, magari litigo, dopo il giorno dopo mi è già passato tutto, non mi ricordo più niente, no? E quindi io avevo già nel mio cuore perdonato questa persona senza nessun problema. E però quest'altra persona non mi voleva perdonare, è passato una settimana, 2 settimane, un mese, questa persona non mi perdonava mai. A un certo punto gli altri miei amici, no, che avevamo in questa compagnia, sono andati da lui e gli hanno detto: dai, ma hai perdonato Enrico? Vuoi perdonare Enrico? E lui ha detto: sì, io sono cristiano, era cattolico anche lui, io sono cristiano e da cristiano io lo perdono, però non gli parlo più. Questo non è il perdono che Dio ci richiede. Questo non è il perdono che Dio ci richiede. Il perdono che Dio ci richiede è quel perdono che ci permette di tornare a essere fratelli in Cristo, di tornare a essere uni in Cristo con le altre persone. Questo è il perdono che Dio ci richiede. La mancanza di perdono è ciò che più di tutto distrugge oggi relazioni, distrugge oggi matrimoni, distrugge oggi famiglie, distrugge oggi tutto. Tutto ciò in cui c'è mancanza di perdono viene distrutto. È ciò che distrugge la Chiesa. È ciò che distrugge la Chiesa. Perché la Chiesa è quando si è uniti. Chiesa significa assemblea e per essere Chiesa dobbiamo essere uniti. Solo che se all'interno della Chiesa 2 persone hanno un fraintendimento, un litigio, qualcosa e non si perdonano, non sono più uniti e quindi non sono più Chiesa.
Gesù, parlando con Pietro, ha detto: Pietro, tu sei pietra, e su questa pietra io fonderò la mia chiesa, e le porte dell'Ades, le porte dell'inferno non potranno sconfiggere la chiesa. Ma se non siamo uniti, non siamo chiesa, e le porte dell'Ades ci possono sconfiggere. Noi siamo chiesa e invincibili solo quando siamo uni in Cristo. E la mancanza di perdono è ciò che più di tutto oggi distrugge chiese, è ciò che più di tutto oggi divide chiese, e dividendo chiese fa sì che il regno di Satana possa avanzare su questa terra, perché le porte dell'Ades hanno potere al di fuori della chiesa, e noi siamo chiesa solo quando siamo uni in Cristo. In Efesini Paolo scrive che la tua ira non veda il tramontare del sole. Che cosa significa? Che quando noi ci arrabbiamo con qualcuno dobbiamo subito chiedere perdono, non aspettare neanche che il sole tramonti, non aspettare neanche la fine del giorno. Subito dobbiamo chiedere perdono, subito dobbiamo dare perdono, non aspettare neanche che il sole tramonti affinché Satana non abbia il potere di arrivare a distruggere la Chiesa. La mancanza di perdono è qualcosa che distrugge, fa perdere opportunità di riconciliarsi, opportunità di restaurare un rapporto. Tante opportunità vengono perse a causa della mancanza di perdono. Qualcos'altro che fa perdere opportunità nella nostra vita è l'orgoglio. L'orgoglio è un peccato che non fa parte dei cristiani, no? Perché quando un cristiano... Quando si parla di orgoglio, i cristiani non sono mai tirati in causa. Un cristiano non direbbe mai io sono orgoglioso, no? Perché l'orgoglio è il peccato di Satana. No, Satana è il primo peccato che è stato fatto, il peccato primordiale, quello che Satana ha commesso lassù in cielo, è stato un peccato di orgoglio, no? Satana ha detto: io voglio elevarmi sopra le stelle di Dio, io voglio fare il mio trono là, in cielo, io voglio essere simile all'Altissimo. Satana ha commesso un peccato, e questo peccato è stato un peccato di orgoglio, e per questo motivo noi cristiani mai potremo essere orgogliosi. Se io posso dire io faccio questo peccato, no, l'orgoglio no, non è un peccato da cristiani, è un peccato di Satana, è il peccato che fanno quelli del mondo. Eppure io vi dico che tanti cristiani purtroppo perdono opportunità incredibili a causa dell'orgoglio, perché l'orgoglio è ciò che più di tutto ci allontana dalle benedizioni che Dio ha per noi. Sapete, tutte quelle volte in cui un pastore, una pastora, un predicatore, il gruppo di lode, qualcuno vi ha chiamato per venire qua davanti a fare una preghiera, per ricevere una preghiera. Quante volte è successo che tu non hai avuto il coraggio di andare, perché hai detto: no, questa preghiera non è per me, questa preghiera sarà semmai per il fratello di fianco a me, questa preghiera sarà per la sorella seduta là dietro, questa preghiera non è per me. Quante volte ti è capitato che c'era qua una preghiera, c'era una possibilità in cui Dio poteva restaurare un rapporto con te, in cui Dio poteva curare qualcosa della tua vita spirituale, in cui Dio poteva darti una benedizione incredibile, e tu hai detto: no, io non ho bisogno di questo. Tutte queste volte c'è stato un orgoglio nella tua vita che ha fatto sì che tu perdessi l'opportunità di vivere una grande benedizione. Il personaggio biblico più famoso che ha ricevuto una benedizione nella sua vita, senza dubbio, è Giacobbe, no? Ci ricordiamo la storia di Giacobbe. Giacobbe era una persona che era un furbetto, diciamo, no? È riuscito un po' con l'inganno, un po' con l'astuzia a prendere la primogenitura di suo fratello Esaù, dopodiché è dovuto scappare di casa perché Esaù voleva coparlo. È andato a vivere da un'altra parte, dopo sono passati anni, è ritornato indietro. A un certo punto, tornando verso casa sua, con tutta la sua famiglia numerosa, i servi, tutti i suoi averi, era diventato molto ricco, doveva passare un fiume. E Giacobbe ha detto così:
tutti quelli che erano con lui dovevano passare il fiume, ma Giacobbe è rimasto indietro. E quella notte in cui Giacobbe è rimasto indietro ha avuto un combattimento con Dio. La Bibbia non lo dice, io penso che Giacobbe non sia rimasto indietro a caso, penso che fosse successo qualcosa prima. Giacobbe sapeva che quel giorno lui avrebbe dovuto avere questo confronto con Dio, perché altrimenti non avrebbe mandato avanti tutta la sua famiglia e lui sarebbe rimasto indietro, è una cosa che non ha nessun senso, no? Perché doveva rimanere indietro. Giacobbe sapeva che quella notte doveva succedere qualcosa, e allora tutta la sua famiglia passa il fiume e lui rimane indietro, e a un certo punto arriva quest'angelo, questa presenza, no? Molti pensano che fosse Gesù stesso, perché l'angelo dice: tu hai combattuto con Dio. Quella notte Giacobbe, combattendo contro questo angelo, ha ricevuto una grande benedizione. Lui che per tutta la vita si era comportato in un modo un po' meschino, in un modo un po' ingannevole, quella notte lui ha ricevuto una grande benedizione, e l'angelo ha cambiato il suo nome da Giacobbe a Israele, e da lui è nato il popolo, lo Stato, la nazione di Israele. Solo che per far sì che questo avvenisse nella sua vita, Giacobbe ha dovuto rimanere indietro e avere un incontro faccia a faccia con il Signore. Tante volte noi perdiamo le nostre benedizioni a causa del nostro orgoglio e non riusciamo ad avere questo incontro faccia a faccia con il Signore. Io vorrei che tu prendessi questa parola per te questa sera e non per la persona che è di fianco a te, e provassi a pensare: caspita, se quella volta che c'è stata quella preghiera io fossi uscito da davanti, chissà come sarebbe cambiata la mia vita. Non rinnegare le possibilità che Dio ha per te, non negare che Dio può fare cose grandiose nella tua vita, solo che se vuoi che Dio faccia cose grandiose nella tua vita, tu devi avere questo incontro faccia a faccia con il Signore. Devi avere questo incontro a tu per tu con il Signore, senza pensare a quelli che sono insieme a te. Lasciali al di là del fiume e prenditi te questo incontro con il Signore. Mettiti nudo davanti al Signore, metti tutte le tue colpe davanti al Signore, tutto ciò che hai lascialo davanti a Lui. Allora Lui sì, in questo momento ti potrà benedire. Ma tante volte a causa del nostro orgoglio noi perdiamo questa opportunità, perché diciamo: Dio, io non ho bisogno di questo. Dio, la mia famiglia non ha bisogno di questo. Dio, non ho bisogno di questo lavoro. Dio, non ho bisogno di questa benedizione finanziaria. Dio, non ho bisogno di questa cura. Dio, non ho bisogno di questo. Dio, non ho bisogno di quello. Dio, non ho bisogno di lasciare questo peccato. Tante volte diciamo: io non ho bisogno. Forse ci crediamo migliori di ciò che siamo. Sono peccati di orgoglio che noi abbiamo nella nostra vita, e questi peccati di orgoglio ci fanno perdere delle grandi occasioni. L'avarizia ci fa perdere occasioni. Quanti di noi hanno avuto un po' di avarizia nella nostra vita che ci ha fatto perdere l'occasione di vedere un sorriso sul volto dei nostri figli, dei nostri genitori, sul volto di nostra moglie? Quanti di noi hanno pensato: magari le regalo quel gioiello da 40 euro invece di quello da 400 euro? No, un po' di avarizia che magari avrebbe fatto la differenza in quella giornata della moglie. Per le mogli, anche ai mariti piacciono i regali, quindi potete farli anche voi, magari una bella maglietta di calcio, non lo so, o un telefono, l'ultimo iPhone. Anche ai mariti piacciono i regali, non serve che sia una collana, un orecchino, basta che sia qualcosa di bello, costoso. Ci sono tante cose che ci fanno perdere le nostre occasioni, le nostre opportunità nella nostra vita. Il tempo perso ci fa perdere occasioni nella nostra vita, il tempo perso ci fa perdere opportunità. Quanto tempo buttiamo via in cose che non hanno senso e che noi potremmo usare magari per passare più tempo con i nostri familiari, per passare più tempo con i nostri mariti, con le nostre mogli, per passare più tempo con i nostri figli, per passare più tempo con i nostri genitori. Quanto tempo noi buttiamo via che potremmo usare in questo modo qua?
ma io vedo oggi tanti figli che non hanno rispetto per i genitori, che non passano più tempo con i genitori, non hanno più amore per i genitori. In queste settimane io ho notato tante cose nella famiglia del nostro presbitero Sandro e caspita, io sono arrivato ad avere una santa invidia per alcuni aspetti della sua casa, perché io sempre invito Sandro a fare le cose per la chiesa, a uscire, a fare culti in casa, questo, quello. Lui sta vivendo una situazione un po' complicata con i suoi genitori che sono anziani e mi dice no, io non riesco a venire perché devo stare dietro a mia mamma, devo stare dietro a mio papà. E per me questo è avere rispetto per i propri genitori, che è qualcosa che oggi in tante famiglie manca. Questo è dare onore ai propri genitori, che è una cosa che in tante famiglie manca. Ma uno dei comandamenti che Dio ha dato a Mosè è proprio onora tuo padre e tua madre. E io vedo questo nella famiglia di Sandro. Io sono invidioso di vedere tante volte. Io spero che quando i miei figli avranno questa età si comporteranno allo stesso modo con me e con l'Andrea. Io vedo ogni tanto Sandro che è là dietro a fare la sorveglianza qua in chiesa, passa la Letizia di fianco a lui, la Letizia lo abbraccia con forza. Questo è qualcosa che io rimango stupito ogni volta che lo vedo, mi dà una gioia nel cuore vedere questa scena, perché non è una scena normale, non è normale vedere un adolescente che si comporta così con i propri genitori. E la mia è una santa invidia, io spero veramente che quando Benjamin e Liam cresceranno avranno questo stesso rispetto, questo stesso amore per i genitori, come io vedo questo nella loro famiglia. Ma tante volte noi perdiamo tempo che è prezioso affinché queste relazioni possano crescere in un modo salutare all'interno di una casa. Quante volte succede questo nelle nostre vite? Quante volte i genitori stessi perdono tempo che potrebbero donare ai figli? Quante volte i mariti perdono tempo che dovrebbero donare alle mogli? Quante volte le mogli perdono tempo in cose che non sono utili, che potrebbero donare ai mariti, per far sì di avere delle occasioni, per avere un rinnovo nel matrimonio, una restaurazione nel matrimonio, per dare una nuova vita a tutto questo. Sono tutte opportunità che perdiamo a causa di tempo buttato via malamente. E la Bibbia ci esorta a prendere queste occasioni, a dargli una nuova priorità nella nostra vita e a dire io voglio impegnarmi affinché queste occasioni possano prendere una nuova piega nella mia vita, affinché la vergogna, la timidezza, affinché l'orgoglio, affinché la mancanza di perdono, affinché l'avarizia, affinché il tempo buttato via non siano più fattori che impediscono a queste occasioni di essere delle benedizioni per la mia vita. In questo passo che abbiamo letto di Isaia vediamo che c'è una distinzione tra due tipi di persone. Il primo tipo di persone sono quelle persone che spendono denaro per ciò che non è pane e faticano per ciò che non sazia. Ecco, queste sono le persone che non sfruttano le opportunità, le occasioni che Dio dà alle nostre vite. Queste sono le persone che buttano via occasioni d'oro, come avere un buon pane, un buon cibo spirituale, come avere qualcosa che sazia le nostre vite, e le buttano via a causa di tutte queste motivazioni che abbiamo detto e ancora altre, a causa dell'orgoglio, a causa della mancanza di perdono, a causa della mancanza di tempo. L'altro tipo di persone sono quelle persone che invece accorrono al Signore, chiamate dal Signore, vengono da ogni nazione per andare a Lui. Perché la più grande occasione che noi dobbiamo sfruttare nella nostra vita è l'occasione di vivere l'eternità insieme a Dio. Questa è la più grande occasione che noi dobbiamo sfruttare nella nostra vita. E non so se tu hai la certezza che tu vivrai questo nella tua vita. Non so se tu hai la certezza che tu vedrai questa eternità. C'è una canzone con cui io mi sono convertito, che è una canzone brasiliana, si chiama Ultima Chance.
Non è un'altra chance, penultima chance, è ultima chance il titolo della canzone. E sapete, forse è proprio quello che noi abbiamo oggi, un'ultima chance per vivere questa eternità con Dio. Noi non sappiamo quello che ci accadrà domani, noi non sappiamo quello che ci accadrà questa sera, noi non sappiamo ciò che avverrà nella nostra vita e non sappiamo quante chance noi avremo per riuscire a vivere questa opportunità. Non sappiamo quante opportunità avrà il nostro familiare, non sappiamo quante opportunità avrà il nostro papà, la nostra mamma, nostro figlio, nostra figlia, per vivere questa opportunità di vivere la vita eterna. Noi non sappiamo questo. Forse c'è un'ultima chance. È un'opportunità, un'occasione che noi non possiamo perdere. È un'occasione che non possiamo perdere per vivere questa opportunità, è un'occasione che non possiamo perdere per parlare di Gesù a qualcuno che forse oggi non ha questa certezza, che forse oggi non ha mai consegnato la sua vita a Gesù e che forse domani potrebbe essere troppo tardi affinché sfrutti questa opportunità, affinché sfrutti questa occasione. È oggi il giorno in cui noi dobbiamo vivere questa opportunità. Io non lo so se forse qua tutti quanti hanno già accettato Gesù nella loro vita, tutti quanti sono già sicuri della salvezza, tutti quanti sanno che stanno vivendo una vita retta, una vita cogliendo ogni occasione, ma forse le persone che sono qua conoscono qualcuno che non ha questa stessa certezza nella sua vita. È oggi il giorno in cui noi possiamo predicare a queste persone. È oggi il giorno in cui noi possiamo prendere il telefono e fargli una telefonata e dire: guarda, c'è ancora tempo, ma è oggi il giorno, è oggi il giorno. In Ebrei sta scritto: perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non dice domani, non dice dopodomani, non dice tra un mese, dice oggi, se voi sentite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi è il giorno in cui noi viviamo un'altra chance, un'ultima chance. Oggi è il giorno in cui la persona che è vicina a noi e che ancora non ha accettato Gesù può vivere la sua ultima chance. Cercate il Signore finché lo si può trovare. Cercate il Signore finché lo si può trovare. Questo versetto dice così perché ci sono momenti in cui non si può trovare il Signore. Cercate il Signore finché lo si può trovare. Ci sono momenti in cui Dio non si può trovare. Ci sono momenti in cui Dio può essere lontano da noi. Se vi ricordate quando Gesù era sulla croce e tutti i peccati dell'umanità erano su di Lui, prima di morire Gesù ha urlato: Padre mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento, in quel preciso momento in cui Gesù aveva caricato su di sé tutti i peccati dell'umanità, Dio si era allontanato da suo figlio. Ci sono momenti in cui noi non possiamo trovare Dio. Quando noi viviamo una vita nel peccato e non vogliamo cambiare, noi non possiamo trovare Dio. È vero, Gesù andava dai peccatori, Gesù andava dai pubblicani, ma quelle persone erano persone che avevano speranza di cambiare. Quelle persone erano persone che volevano cambiare. Gesù non andava a convertire i farisei, Gesù ai farisei diceva: siete degli ipocriti, siete questo, siete quello, perché loro non volevano cambiare. Ai farisei che volevano cambiare, come Nicodemo, Gesù andava a predicare, ma a coloro che non volevano cambiare Gesù non andava a predicare. Ci sono momenti in cui si può trovare Dio, e il momento in cui si può trovare Dio è il momento in cui noi decidiamo di cambiare la nostra vita. Il momento in cui noi decidiamo: io voglio cambiare. Il momento in cui noi diciamo: io voglio vivere questa trasformazione. Il momento in cui diciamo: io voglio vivere il nuovo di Dio nella mia vita.
Non importa i peccati che hai commesso, non importa se hai vissuto una vita sbagliata fino a un momento prima, come Giacobbe ha fatto. Ma il momento, ciò che importa è il momento in cui tu dici: io voglio cambiare. Quello è il momento in cui tu puoi trovare Dio. Quello è il momento in cui tu puoi vivere questo nuovo di Dio nella tua vita, per avere un incontro sincero con Lui. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi in questo momento. Chiamo il gruppo di lode. E vorrei fare una preghiera questa sera. Una preghiera per tutte quelle persone che sanno di avere perso delle occasioni nella loro vita. Una preghiera per tutte quelle persone che sanno che a causa di qualsiasi fattore, a causa magari della vergogna, a causa magari di tempo buttato via, a causa di orgoglio, a causa della mancanza di perdono, a causa di tutto questo hanno perso delle occasioni nella loro vita. Hanno perso l'occasione di vivere il nuovo di Dio, hanno perso l'occasione di vivere la benedizione di Dio nella loro vita. Se c'è qualche persona qua che questa sera ha vissuto questo, io voglio invitare a questa persona a venire qua davanti per fare una preghiera insieme. Se c'è qualche persona che sa di avere perso delle occasioni, se c'è una persona che sa di avere perso una benedizione, se c'è una persona che sa che a causa dell'eccesso di orgoglio del suo cuore ha perso l'occasione di vivere un rinnovo di Dio nella sua vita, io voglio invitarla a venire qua davanti per fare una preghiera insieme. Ma ancora di più, se c'è qualcuno che questa sera ha perso quell'occasione di vivere una vita nuova con Dio, di vivere Dio, ha perso quell'occasione di vedere il risveglio di Dio nella sua vita. Se c'è qualcuno che ha perso questo perché non ha saputo trovare Dio, io voglio invitarla a venire qua davanti. Voglio invitarla a venire qua davanti a cercare Dio questa sera, perché la parola di Dio ci dice di cercare il Signore quando lo si può trovare. E ciò che Dio desidera da noi è che noi non andiamo da Lui con un cuore orgoglioso, con un cuore inorgoglito, è che noi non andiamo da Lui pieni delle nostre ragioni, è che noi non andiamo da Lui peccando di mancanza di perdono verso qualcuno. Dio vuole che andiamo da noi con un cuore umile. Gesù disse: beati gli umili di spirito, perché loro erediteranno il regno dei cieli. Dio vuole farsi trovare da tutti coloro che sono umili. Se c'è qualcuno questa sera qua che non ha trovato Dio, che da tanto tempo che sta cercando Dio, che da tanto tempo che sta cercando di parlare con Lui ma non ci riesce, che da tanto tempo che sta pregando, che da tanto tempo che sta cercando di sentire la presenza di Dio ma non riesce più a sentirla, io voglio dire a questa persona questa sera: togli ogni orgoglio dal tuo cuore, togli ogni superbia dal tuo cuore, togli ogni blocco che ti impedisce di ricevere la benedizione di Dio. Togli ogni blocco che ti impedisce di vivere questa nuova opportunità che Dio ti dà questa sera. E esci qua davanti per cercare di rivivere questo risveglio, questo rinnovo di Dio nel tuo cuore. Dio vuole farsi trovare da te che oggi sei umile. Dio vuole farsi trovare da te che oggi, senza paura, senza vergogna, senza timore, vieni ai piedi della sua croce dicendo: Padre, io ho sbagliato, Padre, io ho peccato, Padre, io non so, ho bisogno di una guida, non so dove andare, io ho bisogno di te. Questo è quello che Dio ci chiede questa sera, che gli umili vengano a Lui, che quelli che non hanno soldi, che quelli che non hanno niente vengano a Lui, perché Dio gli darà da bere, Dio gli darà da mangiare. Dio ha già riempito una tavola piena
dei suoi migliori cibi per darli a tutti coloro che umilmente vanno alla sua casa, vanno alla sua porta a dire: Padre, perdono. Lascio da parte questa sera ogni orgoglio, lascio da parte tutto ciò che mi impedisce di arrivare a te, per vivere una nuova storia insieme a te. Tu che hai questo nel tuo cuore questa sera, vieni davanti che preghiamo insieme. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, El Shaddai, Adonai. Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te, riconosco
spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, fascia ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. fascia ogni ferita, Porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzo ogni catena, Sciogli ogni laccio, alleluia, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Sfascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Yahweh, mentre ti Yahweh, El Shaddai, Adonai. El Shaddai, Senhor, em nome di Gesù, Signore, noi alziamo la nostra voce questa sera per pregare, Signore. Non per il nostro vicino, Signore, per noi stessi, Signore. Per ognuno di noi, Signore. Ah, Spirito Santo. Padre, in nome di Gesù, rompe le catene che ci aprisionnano, Signore. Rompe le catene della nostra anima, che noi non vediamo dove ci sono, Padre. Ah, Spirito Santo, che rompe in noi ogni orgoglio, Signore. Rompe in noi, Signore, togli dalla nostra vita, Signore. Togli dalla nostra vita tutto ciò che ci allontana dalla Tua presenza. Signore, in nome di Gesù, apri i nostri occhi, Signore. Signore, per contemplare, Signore, le opportunità che stiamo perdendo, Signore, e che Tu stai mettendo davanti a noi, e che Tu stai mettendo davanti a noi ogni giorno, Padre. Ma Signore, per il male, Signore, o per Signore, che siamo lontani dalla Tua presenza, Signore. Ah, Spirito Santo, venga oggi a rinnovare, Signore. Dacci questa ultima opportunità, Signore. Dacci questa ultima opportunità, Signore. Dacci questa ultima opportunità, Signore, di fare ciò che il Signore ha detto di andare e fare, Signore, perché Tu sei un Dio che cambia, Tu sei un Dio che trasforma. Io chiedo, Signore, per noi stessi, Signore. Ah, Spirito Santo, venga a cambiare noi stessi, Signore, non i nostri vicini, Signore, ma noi. Ah, Spirito Santo, se nel nostro cuore non c'è perdono, Signore, se nel nostro cuore non c'è perdono, Signore, in nome di Gesù, Padre, che questa sera noi possiamo liberare, Signore. Noi possiamo liberare, Signore. Togli questa catena, Signore, che ci aprigiona e che non ci lascia perdonare, Padre. In nome di Gesù. In nome di Gesù. fascia ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena,
so che tu puoi fare in questo luogo. Io so che tu puoi trasformare in questo momento. Io so che tu puoi salvare coloro che sono a casa. Io so che tu puoi fare infinitamente di più. Ti adoriamo. Mentre noi ti adoriamo. Cantiamo Spirito Santo, infinitamente mais. Padre, em nome de Jesus, Senhor. Padre, em nome di Gesù, Signore, io voglio pregare per nomi questa sera, tu Signore. Mi dici di dire nome, Padre, nome di persona, Padre. Spirito Santo di Dio, in nome di Gesù, Signore, in questo momento eu prego, Signore, per Andrea, Signore. Eu prego per questa sorella che ha bisogno di te in questo momento, Signore. Eu prego, Signore. Ah, Spirito Santo, vá dove c'è l'Andrea in questo momento, Signore. Porta salvezza, Signore. Vá dove c'è l'Andrea in questo momento e porta salvezza, Signore. Padre, eu prego per Wilson, Signore. Eu prego per Wilson, Signore. Non lo sappiamo dov'è, Signore, ma tu sai dov'è in questo momento. Spirito Santo, raggiungi lui in questo momento, Signore. Ah, Spirito Santo, eu prego per Giordano, Signore. Eu não so dove è lui in questo momento, ma tu lo sai. Spirito Santo, eu prego per Ana, Signore. Eu prego, Signore, per Emily, Padre. Ah, Spirito Santo, dove sono in questo momento, Signore. Mentre noi ti adoriamo, Signore, spezza ogni tipo di catena, Signore. Ah, Spirito Santo, eu prego per Carla, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, raggiungi questa ragazza in questo momento, Signore, dove è lei, Signore. Ah, Spirito Santo, Satana cerca di distruggere la sua vita, Signore, ma noi chiediamo, Signore, noi dichiariamo che nella potenza del tuo nome ogni catena sarà spezzata questa sera sulla vita di queste persone, Padre. Ah, Spirito Santo di Dio, Padre, tu hai progetti, tu hai una storia, tu hai un proposito per queste vite, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore. Padre, mentre noi ti adoriamo questa sera, Padre, che il Signore possa raggiungere queste persone, Padre, e rompere, Signore, ogni catena, e rompere ogni prigione che loro stanno vivendo, Signore. Ah, Spirito Santo, libera le anime, Signore. Libera le anime, Signore. Libera le anime, Signore, delle prigioni, Signore, dove noi non possiamo arrivare, il tuo Spirito Santo può. Dove non possiamo entrare, il tuo Spirito Santo può. Dove noi non possiamo fare, il tuo Spirito Santo può. Spirito Santo di Dio, tu li stai chiamando a venire da te. Tu li stai chiamando a venire da te, Spirito Santo. E noi vogliamo intercedere per loro come Chiesa. Noi vogliamo, Signore, dichiarare che ogni catena sarà spezzata sulla vita loro. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Cantiamo ancora una volta, Noah. Spezzo ogni catena, Sciogli ogni laccio mentre ti adoro.
ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te, Gesù. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te, Gesù. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te, Gesù. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo in te. Per ciò che hai fatto e ciò che tu farai. Noi crediamo Lo Spirito Santo aveva un piano più grande di quello che forse ognuno di noi immaginava questa sera entrando da quella porta. Io credo che questa sera ferite spirituali siano state rimarginate nella vita di tante persone e che lo Spirito Santo abbia rivestito e infuso potenza nella vita di tanti per compiere la sua opera, la sua chiamata. Amen. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata che abbiamo vissuto la tua presenza, sapendo, Signore, che ogni nostro piano, ogni nostro progetto, niente di tutto questo ha valore, perché, Signore, ciò che tu hai per noi è molto, molto più grande, molto più alto, è incomprensibile per le nostre vite. E ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta tu hai dimostrato questi tuoi piani, hai dimostrato questa tua grazia in mezzo alla tua Chiesa questa sera. Solo questo, Padre, vogliamo dirti questa sera. Grazie. Grazie per tutto quello che tu fai per noi. Grazie per tutto quello che tu sei per noi. Amen. Amen. Ci sono stati compleanni
durante l'ultima settimana non ci sono stati compleanni. Che peccato, eh? Niente, quindi niente, tanti auguri oggi. C'è la cucina questa sera? Certo. Allora c'è hamburger, patatine, Coca-Cola, bibita, tutte 5 euro. Cercate Katia e prendete il vostro hamburger, non andate via, state qua, mangiamo qualcosa insieme, viviamo questo momento di comunione, di essere uni in Cristo questa sera. Amen. Che Dio possa benedire ognuno di noi, ogni nostra casa, ogni nostra famiglia, che il suo amore, che la sua pace, che la sua unione, che lo Spirito Santo visitino ognuno di noi in questa settimana, riempiendo le nostre vite con la sua presenza. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che l'unione dello Spirito Santo di Dio viva in tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.